Benvenuti su Radio News 24, io sono Antonio Del Furbo e questo è On Air, interviste e storie. Oggi è qui con noi, la ringraziamo per aver accolto il nostro invito, Luisa Piccolo, presidente regionale di Confeventi Campania. Benvenuta. Grazie a voi per avermi richiesto questa intervista e buongiorno a tutti. Luisa, allora, grazie a te ancora una volta e volevo chiederti intanto di fare un po' ai nostri ascoltatori una presentazione dell'attività. Appunto, hai accennato che l'associazione comunque si occupa di fiere ed eventi. Puoi spiegarci un po' meglio? Allora, Confeventi è un'associazione nata da poco, Mhm. praticamente è un'associazione che riunisce tutti gli organizzatori di eventi. Praticamente a marzo del 2020, quando il lockdown imposto dalla crisi pandemica ha bloccato tutto il settore degli eventi, con ricadute economiche non proprio facili per gli organizzatori, è stato allora che gli organizzatori hanno iniziato a parlarsi fra loro, Mhm. anche perché non riuscivano a vedere comunque quale potesse essere la strada per uscire da questo tunnel. È nata quindi una prima unione, ma poi, come sai, il risorgere di vecchie dinamiche, una diversa visione della cosa ha portato poi alla nascita della Federazione Italiana Organizzatori Eventi, quindi FIOE. Gli Mm. organizzatori eventi, chi sono gli organizzatori eventi? Io sono un organizzatore di eventi, sono praticamente quella che pianifico, organizzo, coordino le conferenze, i seminari, i congressi, ma anche le fiere, i mercatini, le sagre, i festival, i villaggi di Natale. E insieme a tante persone come me, praticamente siamo quelli che organizziamo il divertimento, quello che in effetti ci fa stare un attimo più leggeri. In questo periodo purtroppo noi siamo fermi da febbraio del Certo, 2020 e quindi certo. con serie ripercussioni praticamente su tutto quello che è la filiera del divertimento e del turismo, perché dietro a noi comunque ci sono una marea di persone che collaborano con noi, che ci montano i capannoni, che ci montano le strutture, che ci fanno della musica, che ci fanno... Certo. C'è Quindi un non è indotto, no? C'è solo un indotto, sì, non un è solo indotto non l'impresa, e poi c'è indifferente, tutto l'indotto, esatto. ci sono centinaia di persone, migliaia di persone che comunque restano ferme. Infatti, Confeventi quindi è nata a Vecchiano, ha la Mm. sede sociale a Vecchiano, però sta crescendo rapidamente, quindi stanno nascendo anche delle sezioni regionali, capitanate poi da presidenti di regione. Io stessa, oltre ad essere il vicepresidente nazionale di Confeventi, sono anche il presidente della regione Campania. Mhm. Però ce ne sono tanti altri, ormai siamo presenti in quasi tutte le regioni, proprio per portare avanti il nostro obiettivo. Qual è questo obiettivo? Quello di rappresentare prima di tutto tutti i nostri associati presso le istituzioni, presso gli enti pubblici. Poi quella della stesura di un testo unico che regolamenti l'iter organizzativo delle manifestazioni, la stesura di un codice deontologico e anche di un albo praticamente degli organizzatori virtuosi, Mhm. ma offriamo anche ai nostri associati l'assistenza, quindi vista come assistenza legale, assistenza fiscale, assistenza formativa e anche delle convenzioni con delle scontistiche particolari. Quindi diciamo che ci occupiamo praticamente dell'organizzatore di eventi a 360 gradi. Perfetto. Allora, Luisa, io ti chiedo, ci avviamo un po' verso la conclusione, ti chiedo quali sono i prossimi obiettivi magari per questo 2021 o magari anche a medio-lungo termine? Allora, noi ci rendiamo conto che con quello che c'è, con i dati che ci sono, comunque non possiamo partire ancora. Mm. Non parliamo di ristori, cose del genere, perché comunque lasciano il tempo che trovano, quindi non è questo. Noi vogliamo lavorare, abbiamo un protocollo di sicurezza che ci permette di lavorare secondo dei canoni anti-Covid. Quindi la nostra cosa è farci ascoltare proprio dalle istituzioni per far vedere il nostro protocollo di sicurezza, che sicuramente non è minore di altre attività ritenute essenziali, a differenza di noi che siamo praticamente invisibili.
Certo. Allora, Luisa, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori il sito internet per venirvi magari a trovare e vedere un attimino ancora più nel dettaglio di che cosa fate e quali sono appunto le vostre attività e magari mettersi in contatto con voi. Allora, il nostro sito è www.confeventi-fioeaps.org. Chiedo proprio questo a tutti gli organizzatori di unirsi a noi perché solo uniti possiamo farci sentire. Perfetto. Luisa, grazie. Ricordiamo anche che in sovraimpressione ci sono stati durante l'intervista anche i profili social, quindi anche lì possono contattarvi. Grazie a te Luisa ancora e un bocca al lupo e un buon lavoro. Grazie, buona giornata, arrivederci. Grazie. Radio News 24 On Air tornano tra poco con nuove interviste.